Buonasera, ben chiatazza Gnovis. Sono stati spogliati queste mattine gli nuovi pieris che riguardano i polizios colati in tai camps di concentramento nazisti. Presenta ai cerimonie mandate in diretta di Telefriuli il chief de polizie Lamberto Giannini che l'ha affermato. O calcoli che questi avvenimenti non sedin un riguardo semplice per noi de polizie, de sfuarcis dall'ordine, in estri smuarza son la nestre chiar vive. Gli spieris sono stati smettuti davanti gli entrate dall'edifici che l'ospita il Conservatorio Statale di Musiche Tomadini, che è un team e ieri sede de questure di Udin. 191,5 miliardi di investimenti che appassino pal puart per le chiasis de salute e la sanità sul territorio per i trasporti con le piste ciclabili e dopo asi e scuolis modernis. Italia domani è il tour itinerante organizzato col Guvier che l'ha fatta per queste mattine in Friuli Vignesi e Giulie per presentare il PNRR. Lis fidis principals sono leadis all'aumento dei costi di energie e materie primis e dopo i teams di rispietà per non perdere il finanziamento europeo. Sul PNRR si intin l'assessor regionale Barbara Zilli. E voi avete l'occasione come amministrazione regionale di dimostrare al governo centrale, in particolare ai ministri che sono venuti qui a Trieste, che la nostra regione si sta adoperando per chiappare più risorse possibili dal PNRR, un'occasione che non possiamo lasciarsi schiampare perché avete la necessità di far crescere tutto il territorio regionale e quindi anche garantire un lavoro di più occupazione per i nostri giovani. Avansua voti i pazienti gravi con Covid ricoverati in terapie intensive de 3 aziende regionali sanitarie, ben 5 persone in più a per 17 fa. Al sal di una sola unità anche il numero di ospedalizzazioni in che gli altri reparti vuoi 160 a son 1304 i nuovi infetti complessivi emergiuti, 2 i decessi registrati in queste ultime 24 ore. Segnali positivi per industrie furlane condute da pandemie. I risultati in tal triennio 2019-2021 sono fin tremai migliori a pet dal resto del paese, ma anche a Germania e Francia. Per il 2022 però alle invore la incertezza per via dal conflitto russo-ucraino. Il Ministero del Sviluppo Economico al celebre i 100 anni de scuole mosaicistiche Spilimberg mandan fuori un bol che al riproduce un mosaico con motivi floreali stilizzati e fa parte de serie tematiche lis eccellensis dal Savè e è completate degli ende di 100 anni in tal Friul. L'annullamento prime di emissioni e è disponibile all'ufficio postale di Spilimberg. La passione di Pasolini pal ballon è stata raccolta in tune mostre preparate in Gallerie Henri Bertoia a Pordenone con 130 foto storiche che hanno per soggetto l'intellettuale di Chiasarse al flanco di Morandi, Cappello, Ancelotti e tanti altri. La esposizione, in collaborazione con Comune, Cinema Zero e Centri Studis, si può dare avvio fin ai 19 di giugno. Un nuovo grande appuntamento arricchirà l'estate in regione. Ad Elmo Sugar Fornaciari a Nufains di distanze dall'ultimo live che ha tenuto a Ville Manin in tal 2013 tornerà a esibirsi in regione. Zucchero all'ara sul pal di Place Grande a Palme, Ioibe ai 7 di lui per una delle esclusivi datis dal suo nuovo tour. L'avvenimento col bluesman italiano arricchirà anche modi più la rassegna e stadi stelis. Al centro de Fuartece si esibiranno anche artisti dal calibro di Il Volo, Ben Harper, Elisa, di là dal duetto Venditti e De Gregori.
La Zonte Comunal di Udine ha conceduto ai Teatri Stabil Furlan un stanziamento di 3.000 euro. L'associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative in lingue furlane. In particolare in tal 2022 ha in programma certe produzioni teatrali, anche l'autonomism pasolinian e chiantadis. Antinfevele l'assessor Cigolot. Il Comune di Udine è stato uno dei promotori del Teatro Stabile Furlan, anche se in Rivaschi, il sindaco è stato il primo, io credo, a dire che a Scugna fa il Teatro Stabile Furlan con Beppi Agostinis. E come arriviamo alla seconda stagione del Teatro Stabile Furlan, e il contributo di 30.000 euro servirà per mantenere una serie di rappresentazioni dedicati a Pasolini, a Elio Bartolini e anche a Carlo Michelstetter, che è di Gurizze, ma sempre Friuli, anche Gurizze. E così non credo di dare un sburt all'attività del teatro che cresce anche per numero di spettatori. Si giocherà sabato, primi maia e sis la spiete partite tra la Udinese e l'Inter in plene corse scudette. Sabato ai 7 di maia e sis i Blancs saranno a Reggio Emilia in chiesa dal Sassuolo, intanto che la stagione dai Furlans in chiesa si sierrà sabato ai Cutuardis di Mai, quintri la Spezia sempre ai sis. Arresta di fissare date orari de ultime di campionato che la Udinese giocherà a Salerno. Alle dut per queste sere o si torna in avvio di Martars Mandi.